Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno. Alziamoci tutti in piedi e ti chiedo di aprire la parola di Dio nella lettera di Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 1. Leggeremo due o tre versetti. Colossesi, capitolo 1, versetto 9 e versetto 10. Questo testo è stato scritto dal carcere, dalla carcerazione romana di Paolo, e ci parla della crescita. Qualsiasi situazione della vita noi siamo chiamati a crescere, ok? E dice così questo nostro fratello che ha vissuto 2000 anni fa, che ha vissuto un'esperienza difficilissima nella sua vita, che è quella della carcerazione, e lui dice così: perciò anche noi, e perciò ci si mette dentro anche lui, perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Ok? Noi siamo stati chiamati a crescere nella conoscenza di Dio. Come stiamo sfruttando le nostre esperienze di vita? A qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà, qualsiasi sofferenza, qualsiasi cosa che ci capita, per cosa la dobbiamo sfruttare? Per conoscere più a fondo il nostro Signore, per crescere nella Sua presenza. È ovvio che a nessuno di noi piace la sofferenza, è ovvio che a nessuno di noi piacciono le difficoltà, noi vorremmo avere un tappeto rosso, no? Camminando per la vita senza nessun problema, ma è interessante che quando ci sono le tempeste, quando ci sono le difficoltà, quando c'è la sofferenza, è proprio lì il momento che noi abbiamo l'occasione di conoscere più a fondo Dio e la Sua volontà, ok? Io non so come tu sei entrato qua stamattina, ma sicuramente Dio vuole farsi conoscere più a fondo da te. E questo è il momento buono perché noi possiamo apprendere veramente che cosa Dio vuole da noi in quello che stiamo vivendo. Io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi adesso e di chiedere al Signore, se tu ancora non l'hai chiesto, di potersi rivelare più a fondo nella mia vita e nella tua vita. E chiedere: Signore, per favore, aiutami a sfruttare questo momento della mia vita per conoscere te, per avere più intimità con te, per sapere chi tu sei, e quello che puoi fare è molto al di là di quello che io penso e di quello che io credo. Io credo che stamattina lo Spirito Santo ci voglia ridare quella speranza che forse alcuni stanno dicendo: pastore, è tante volte che io stavo chiedendo al Signore di rivelarmi cosa sta succedendo. Allora stamattina il Signore ha qualcosa da dirti, attraverso la lode, attraverso l'adorazione, attraverso la parola che verrà predicata, attraverso la sua presenza. Lui vuole rivelarsi a ciascuno di noi. Nostro Dio, nostro Padre, grazie perché abbiamo la possibilità di incontrarti ancora una volta sulle strade della nostra vita, Signore. E quando una comunità si riunisce e comincia a alzare gli occhi verso il tuo trono, Signore, la tua mano viene in nostro soccorso, la tua parola viene in nostro soccorso, il tuo spirito viene in nostro soccorso, e noi, Signore, riusciamo a mettere tutto in una dimensione diversa, che è la dimensione spirituale. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che stamattina tu possa agire potentemente nelle nostre vite e tu possa rivelarti, Padre, perché tu sei un Dio che ama mostrare il suo favore
ai suoi figli. Grazie ancora, Padre, perché tu hai un progetto speciale per ciascuno di noi. La tua parola dice che, e non nega, che nel mondo avremo tribolazione. Questo è chiaro per noi. Ma non finisce così, perché la parola dice: ma abbiate coraggio, perché io ho vinto il mondo. Signore, grazie per questa promessa, e che questa mattina, Signore, possa realizzarsi, di avere coraggio veramente per sconfiggere tutti i nemici della nostra vita. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Allora, visto che non possiamo abbracciarci come facciamo ogni domenica, ti chiedo di girarti a fianco, a destra, a sinistra, saluta il tuo fratello, manda un bacio nel nome di Cristo Gesù. Corinzi 15. Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano per se stessi, ma per Lui che è morto e risuscitato per loro. Poi il versetto 17: ma se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate,
ed ecco sono diventate nuove. Che noi possiamo veramente cantare l'amore del Signore e fare crescere in noi la sua misericordia, la sua vita, e far vedere agli altri affinché questi siano anche loro nuove creature. Amen? Lodiamo il nome del Signore. La sua Chiesa, Signore, qui presente, che offre adorazione, esalta il nome di Gesù, possa anche essere piena d'amore di Cristo, perché possiamo amarci uno all'altro e vedere nell'altro l'opera prima del Padre. E possiamo amare Cristo, Signore, uno nell'altro, ma noi abbiamo bisogno del tuo amore, Signore, dentro di noi, nel nostro cuore. Oh Spirito Santo di Dio, opera, Signore, la tua grazia, finché la tua Chiesa, Signore, possa vivere il tuo amore uno nell'altro, uno con l'altro, uno per l'altro, perché il nome di Cristo Gesù sia glorificato e che il mondo possa vedere il tuo amore in noi. Oh Signore, questa è un'opera tua, Padre. Tuo Spirito, Signore, possa eseguire, possa fare quest'opera nei nostri cuori e la tua Chiesa, Signore, possa adorarti con allegria, ma possa vivere in amore, in modo che il mondo possa vedere Cristo è in noi. Nel nome di Gesù, benedice, Signore, questo tempo, che noi possiamo, Signore, sentire la tua presenza, gustare la tua presenza e cantare adorazione a te. Nel nome di Gesù. Amen. Cerco solo te, mio Signore, perché solo tu dai gioia al mio cuore, si rallegra
l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua via conduce alla vita. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto il Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tua parte, Padre, Su di me, mio Signore, benedetto il Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua grazia rimane in eterno. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché mi coroni di misericordia. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il suo nome. Dal tenero Padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Amen. Da Giovanni, Vangelo secondo Giovanni capitolo 4, Gesù ha detto così: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adorino il Padre in spirito e in verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità. Il Signore aspetta da noi un'orazione che parte dal nostro cuore, una dimostrazione di riconoscimento per tutto quello che Lui è. Questa è l'adorazione. Se tu hai fatto questo questa mattina, se il tuo cuore è predisposto a questo, sei arrivato qua con questa motivazione, tu stai adorando. E quando tu alzi le tue mani qua in mezzo al popolo di Dio, vuoi dire: Signore, io dipendo soltanto da te. Questo vuol dire: io non sono nulla senza di te, Signore, tu sei onnipotente. Allora se tu hai voglia di alzare le tue mani, di innalzare il nome di Cristo col tuo corpo, lo puoi fare. Non guardare il tuo fratello, non guardare a me, non guardare i ragazzi, Raisa che sta suonando, ma guarda dentro del tuo cuore, che sia sincero. Amen.
sei grande Dio, sempre ti amerò e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora loderò. Benedici Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. I giorni in cui non avrò più forza e il tempo mio quasi finirà, la mia anima continuerà a cantarti per 1000 anni, per l'eternità. Benedici Signore, l'anima mia, loda il tuo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Fratelli, io vorrei cantare un'altra volta, solo i ritornelli di queste canzoni, solo le voci, perché la voce sono uno strumento che il Signore ci ha donato, che è collegato assolutamente al nostro cuore. Benedici Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti Potete sedervi? Invito la Chiesa ad aprire la parola di Dio nel libro di Ezechiele, al capitolo 37, Antico Testamento. Ezechiele, capitolo 37, è uno dei 3 profeti che ha lasciato più materiale nell'Antico Testamento insieme a Isaia e Geremia. E noi leggeremo un testo molto profondo, molto bello, che stamattina ci porterà, questa è la mia speranza, in una dimensione spirituale. Ok? Ezechiele, capitolo 37, e leggeremo i primi 10 versetti. Ok? Dice così la parola di Dio. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio dell'uomo, rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle,
Metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono l'une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'erano in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla il Signore Dio. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina attraverso questo testo. Signore nostro Dio, nostro Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, per questo testo che parla di vita, ossa secche che sono tornate alla vita, un caso impossibile che è stato risolto dal Dio vivente. Ma la cosa bella, Signore, è che tu hai usato un uomo per fare questo. E noi vogliamo chiederti stamattina, Signore, che noi possiamo avere la coscienza che non era soltanto Ezechiele chiamato a far rivivere le ossa, ma noi siamo chiamati oggi, anno 2020, a far rivivere le ossa di tanti morti spirituali. E ti chiedo, Signore, che la tua Chiesa sia toccata nel profondo affinché sia cosciente, Signore, di quale autorità, di quale privilegio, di quale gioia noi possiamo e dobbiamo avere quando siamo partecipi della tua opera di salvezza per questa nostra Italia che ha tanto bisogno perché è un paese pieno di ossa secche. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo profeta, come dicevo, è il profeta che più ha lasciato materiale nell'Antico Testamento insieme al profeta Isaia e al profeta Geremia. E lui ha predicato per decenni, per decadi nel popolo di Israele. Ma è interessante che questa era una situazione difficilissima che lui stava vivendo. Perché? Perché il popolo di Israele era in cattività, ossia era stato trasportato a causa della sua disobbedienza 70 anni in Babilonia. Il Tempio era stato distrutto, la vita dei credenti in quel tempo, del popolo di Israele, era veramente una vita disperata perché per la prima volta loro sperimentavano una deportazione, non erano più nella loro terra, il loro Dio era stato, tra virgolette, distrutto nella speranza da altri dei stranieri, ok? E quindi c'erano degli uomini che Dio ha messo in mezzo al popolo e anche nelle posizioni alte del governo babilonese. Se vi ricordate c'è anche un altro uomo, grande uomo di Dio, che ha lavorato nei piani alti di Babilonia, che era Daniele. Ma Dio non lascia soltanto i piani alti occupati, perché Daniele è diventato il primo ministro di Babilonia, ma c'era un uomo che lavorava in mezzo al popolo, che era Ezechiele, e questo uomo è quello che ha predicato, è quello che ha profetizzato in questo testo biblico, Ezechiele capitolo 37. Ovviamente il morale del popolo era a pezzi, erano disperati, e quindi Dio ha permesso a Ezechiele di entrare in una dimensione in cui lui poteva capire che cosa Dio aveva in programma per il futuro di quel popolo, no? E la prima cosa, il primo insegnamento che io traggo da questo testo biblico è che noi dobbiamo entrare per capire i programmi che Dio ha per la nostra nazione, i programmi che Dio ha per il mondo, i programmi che Dio ha per la salvezza dei popoli. Noi dobbiamo entrare in una dimensione spirituale, ossia dobbiamo cambiare la nostra dimensione umana. Guarda cosa dice qua al versetto 1. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Ossia, che cosa è successo a Ezechiele?
la prima cosa che Dio ha fatto quando Ezechiele stava cercando la mano di Dio, quando stava cercando la speranza di Dio, quando stava cercando una rivelazione da parte di Dio, la parola di Dio dice che lui è entrato in una dimensione spirituale, in una dimensione diversa. Ha detto che la mano di Dio lo ha preso e lo ha portato in una dimensione diversa. Cari miei, quando noi vediamo la demoralizzazione della nostra società, quando noi vediamo che ormai la società è marcia nelle sue fondamenta e noi ci cominciamo a chiedere: Signore, ma cosa posso fare io per questa società? Posso portare almeno una persona con me nell'eternità? Posso predicare a questo popolo che non conosce il tuo nome? Allora la risposta è: per fare questo la prima cosa che noi dobbiamo fare è entrare in una dimensione spirituale, entrare in una dimensione diversa dalla dimensione umana. Quando noi vediamo i problemi dal punto di vista umano, i nostri occhi non sono capaci di trovare una soluzione, ma Dio ha permesso a Ezechiele di essere portato in una dimensione spirituale affinché lui vedesse le cose dal punto di vista di Dio. Allora io non so cosa tu fai ogni giorno, ma ti posso dire una cosa: che se tu non cerchi il Signore ogni giorno come faceva Ezechiele, che gridava al Signore e che diceva: Signore, aiutami a capire cosa sta succedendo, fammi vedere le cose dal tuo punto di vista, e il Signore gli ha risposto. Gli ha detto: Ezechiele, vieni che io attraverso la mia mano ti porto in una dimensione spirituale e ti faccio vedere con i miei occhi che cosa c'è nel mondo spirituale. Allora io so che prima o poi mi lapiderete, ok? Però te la devo fare questa domanda un'altra volta e mi sono ripromesso che per tutto il 2020 ti farò la stessa domanda ogni predica che io farò: quanto tempo tu passi con Dio ogni giorno per entrare in questa dimensione spirituale? Quanto tempo passi in preghiera col Signore? Quanto tempo passi a leggere la parola di Dio col Signore? Quanto tempo tu passi per cercare la volontà di Dio? Questo uomo viveva in una situazione disperata in mezzo al popolo, ma lui cercava il Signore ogni giorno e il Signore l'ha portato in una dimensione spirituale e gli ha fatto vedere le cose dal suo punto di vista e gli ha detto: Ezechiele, aspetta un attimo, io so che tu abiti in un'epoca, tu vivi in un'epoca che è un'epoca disgraziata, un'epoca di disobbedienza, un'epoca di mancanza di speranza, ma ascoltami, vieni al mio livello e vedi le cose attraverso i miei occhi. Signore, cosa posso fare? La prima cosa che tu devi fare per sanare questo nostro paese, per sanare questa nostra bella Italia che ha bisogno del Vangelo, tu devi passare tempo con Dio affinché tu cambi di dimensione spirituale. Cari miei, noi siamo chiamati a entrare in una dimensione diversa da quella umana, diversa da quella biologica, diversa da quella psicologica. C'è una dimensione che si chiama dimensione in teologia, dimensione pneumatica, pneuma, spirito. E Dio ci ha dato del suo spirito perché noi vediamo le cose attraverso di Lui, non attraverso gli occhi umani. Ti ricordi quando Pietro ha chiesto al Signore: Signore, se sei tu? Lui camminava sulle acque, vero o no? Ti ricordi questo episodio? C'era una tempesta terribile e Pietro, che era un pescatore, che sapeva benissimo che quelle tempeste nel mare di Galilea si scatenavano e se lui non rimaneva aggrappato bene alla barca, lui affondava insieme alla barca, ok? E lui gli ha detto una cosa interessante, gli ha detto: Pietro, sono io, non preoccuparti. E allora Pietro gli ha detto: Signore, se sei veramente tu, permetti che io cammini sulle acque e venga verso di te. Allora guarda la logica. Era umanamente possibile che Pietro camminasse sulle acque? Era umanamente logico che una persona mettesse un piede fuori dalla barca e cominciasse a camminare sulle acque? Era illogico. Ma Dio ha permesso a Pietro di cominciare a pensare come una persona che diceva: Signore, se tu mi dici che si può, si può. E io mi immagino quando lui era sulla barca, è ovvio che si chiamava ancora Simone col vecchio nome, ok? Il vecchio pescatore che la ragionava con la sua testa, ma quando Dio gli ha detto: metti il piede fuori dalla barca e comincia a camminare, lui è entrato in una dimensione spirituale, ha cominciato a camminare sulle acque e ha cominciato a succedere il miracolo. Pastore, cosa posso fare per la mia Italia? Sai qual è la più grande vittoria di un cristiano?
posso dirtela, non devi pagare per questo segreto, ok? Te lo dico gratuito. La più grande vittoria per un cristiano è entrare nella propria camera, chiudere la porta, piegare le ginocchia e cercare il volto del Signore. È lì che tu costruisci una dimensione spirituale, è lì che Dio parla con te, è lì che Dio ti dice guarda le cose dal mio cameretta di preghiera. Quanto tempo passi nella presenza di Dio, quanto tempo passi cercando la volontà del Signore. È questo che noi dobbiamo fare, la vittoria che noi dobbiamo vincere è quella lì ogni giorno nelle nostre vite. Sapete che cosa succede oggi nelle chiese moderne? Io voglio essere servito. Se io vado in chiesa e il pastore non predica quello che mi piace, non so, domenica prossima scelgo forse di andare in spiaggia. Se gli studi che arrivano non sono di mio gradimento, non sono di mio gusto, mi sa che la settimana prossima non vado al gruppo di studio. Questo non è il problema, è scaricare il problema. Perché noi siamo stati chiamati a un rapporto personale con Dio, come Ezechiele aveva. E tu non puoi scaricare sugli altri quello che è tua responsabilità. Caro mio, se vuoi entrare nella dimensione spirituale, qua si arriva la domenica e quando tu adori, se adori, è il risultato di tutta una settimana di cammino insieme allo Spirito. Entrare nella dimensione spirituale, pastore, è tanto tempo che non riesco ad adorare. Chiaro? Chiaro. Cammini con Dio ogni giorno. Ok, penso che oltre alla lapidazione mi farete anche qualcosa d'altro. Ma devo battere su questo chiodo, cari miei. Non possiamo tornare al vecchio sistema religioso dell'Antico Testamento, dove c'era un sacerdote che amministrava per gli altri, perché la parola di Dio dice che tutti noi siamo sacerdoti. Tutti noi. Ciascuno di noi deve andare alla presenza di Dio e tornare indietro con qualcosa in mano, perché altrimenti nella dimensione spirituale noi non c'entriamo mai. Passa tempo con Dio. Entra in questa dimensione spirituale, la mano di Dio ti vuole portare al suo livello e guardare le cose dal suo punto di vista, perché tante volte noi sapete che errore grandissimo facciamo. Signore, dammi possibilità di fare quello che tu vuoi, dammi la forza corretta per fare quello che tu vuoi, e il Signore ti dice ce l'hai già, bisogna solo che tu vedi le cose dal mio punto di vista. Primo punto che io voglio lasciare con te, fratello, sorella e amico che tu sei qua, bisogna entrare in una dimensione spirituale per camminare con Cristo e vedere le cose dal suo punto di vista. Ma c'è un'altra cosa che noi dobbiamo fare per crescere e per dare vita alle persone attorno a noi. La seconda cosa che dobbiamo fare è fare il giro della valle delle ossa secche, ossia essere scioccati dalla realtà spirituale che c'è attorno a noi. Ok? E dice così, versetto 2, mi fece passare presso di esse tutto attorno ed ecco erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Allora, perché Dio ha fatto girare tutto attorno a Ezechiele, alla valle, e gli ha fatto guardare osso per osso, cranio per cranio, pezzettino di mano per pezzettino di mano? Perché lui doveva vedere la cosa completa, la distruzione completa che c'era attorno a sé. Allora posso dirti una cosa, quando io ho cominciato a fare il pastore nel 2009, ok? In Italia, l'Italia aveva circa l'87% di persone che credevano in Dio, ok? Le ultime stime, anno 2020, siamo passati dall'87% al 73%. Questo significa cosa? E tutte queste persone che sono passate dal credere in qualcosa, ok? A qualcosa d'altro sono diventate possibilmente, la maggior parte sono diventate atee agnostiche, ok? Gli atei agnostici hanno fatto un'impennata nel numero di persone che sono atei agnostici pazzesco. 10% significa 5 milioni in più di persone,
5 milioni di più in persone che oggi non credono assolutamente a niente, che andranno sicuramente all'inferno. Ok? Hai capito quello che sto dicendo? Ti posso dire una cosa, 5 milioni di persone che noi abbiamo perduto in più, ed è certo che se una persona non crede in Dio, la parola di Dio dice nei Salmi che lo stolto dice che Dio non c'è. Ok? Sono diventate stolte perché? Perché non hanno rinnegato il Dio che li ha creati. E noi cristiani cosa stiamo facendo di questo? Di questa notizia che cosa stiamo facendo? E Dio ci fa fare il giro della valle, delle ossa secche e ci dice: ti rendi conto cosa sta succedendo nel mio paese che io ho creato? E Ezechiele guarda le ossa e dice: uno, sono numerosissime, e la seconda cosa dice sono molto secche. Hai letto con me questo testo, sì o no? Quindi che cosa stava realizzando lui? Signore, è una disperazione, non c'è speranza per nessuno. Ezechiele, cosa possiamo fare per queste ossa? Signore, io non lo so, ma tu lo sai. Tu lo sai. 10 anni fa, circa, il Signore mi ha portato in una dimensione spirituale, ok? E mi ha detto una cosa che ogni tanto io dico: Signore, ma perché tu mi fai fare certe cose che io non capisco? E il Signore mi ha detto: fai quello che io ti dico. E lui mi ha detto: quante città ci sono qua in Italia? Mi sono mai chiesto quante città ci sono qua in Italia. Tu sai quante città ci sono qua in Italia? Nessuno? Wow. Ok, neanche io lo sapevo, è un buon inizio. Ci sono 109 città, ok? 109. E il Signore in quei 10 anni fa mi ha detto: adesso tu, piano piano, tu imparerai il nome di ogni città italiana, ogni città, e ogni volta che tu vieni alla mia presenza, tu mi porterai a memoria il nome di tutte le città italiane e mi chiederai che per ogni città italiana ci sia un pastore secondo il mio cuore e un'opera missionaria che io stabilirò. Questo 10 anni fa, ok? Ok, Signore, io non capisco questo, ma lo farò perché tu me lo chiedi. Dimensione spirituale. Ossa secche, no? Noi facciamo parte noi evangelici, facciamo parte di 0,1% dei cristiani italiani, ok? Evangelici. Quindi noi facciamo parte della parola altro, perché tu vai nel vocabolario e dici religione in Italia, 73% cattolici, 3% musulmani, 2% ebrei, 1%, e poi alla fine c'è la voce altro. Tu fai parte della voce altro. Sei Ezechiele della tua generazione, ok? E il Signore mi ha detto che tu che fai parte della voce altro, sei uno, però mi impari a memoria tutti i nomi delle città italiane. Ancora oggi, se tu vuoi, ti posso dare la prova. Ci fermiamo qua dopo il culto, se vuoi, ok? E le porti alla mia presenza e chiedi un pastore secondo il mio cuore in ogni città. E la seconda cosa, che ci sia un'opera missionaria che porti la mia parola seriamente in ogni città italiana. Una settimana fa, ossia 10 anni dopo che ho cominciato a pregare così, un mio fratello missionario, amico carissimo, mi ha chiamato e mi ha detto: Pastore Sandro, ci sono dai 60 ai 90 missionari pronti a venire qua in Italia e mi piacerebbe che tu potessi parlare con loro di cosa vuol dire predicare il Vangelo qua in Italia. Stai capendo quello che ti dico? Stai capendo quello che ti dico? Ossa secche, la valle d'Italiana piena di morti spirituali. E il Signore mi ha detto: fa questo perché io te lo dico. E oggi Dio dopo 10 anni mi sta rispondendo alle mie preghiere, perché io ho detto: sì, va bene Signore, ok, non capisco, ma faccio quello che tu mi dici. Ma tu, per fare qualcosa per il regno di Dio, tu devi cominciare a fare il giro delle ossa secche
e vedere la realtà spirituale che ci circonda. A volte noi ci chiudiamo nelle nostre case, ci preoccupiamo di noi stessi, delle nostre tasche, della nostra famiglia, ma là fuori c'è un disastro. Un disastro. Ce ne stiamo rendendo conto che ci sono ossa secche in tutta l'Italia? Sì o no? Voi sapete, questo non posso dirlo in diretta, ve lo dico di persona. Purtroppo c'è una legge che non mi permette di dirlo oggi. Ma prima o poi lo dico, ok? Rischierò la galera, non mi interessa. Quando il Signore mi dirà il momento, tu lo dirai. Ma ti posso dire una cosa, Dio vuole usare tanti Ezechiele nell'anno 2020 che si rendano conto del disastro spirituale che c'è attorno a noi e che dicono: Signore, portami nella dimensione spirituale, aiutami a capire che cosa posso fare per queste ossa secche, aiutami a capire che cosa sono venuto a fare in questo mondo, perché io non posso essere usato solo per riempire il mio conto corrente, io sono nato per la gloria di Dio, è vero o no? E Ezechiele è stato uno che ha predicato la parola di Dio, ha fatto la differenza nella sua generazione. Tu vuoi fare la differenza, sì o no? È interessante che tante persone dicono di avere paura di predicare in pubblico. Sai qual è il grande problema? Che noi abbiamo paura di risplendere. Stai capendo quello che ti dico? Abbiamo paura di risplendere, perché nel momento in cui noi risplendiamo permettiamo ad altri di risplendere e abbiamo paura di sbagliare. Sai quante volte io ho sbagliato una predica? Tante. Quante volte ho sbagliato? Ma il Signore mi ha detto: continua a predicare, perché tanto prima o poi le persone ti ascoltano e quindi arriverà la lapidazione e anche altre robe. Ma non importa, tu continua a predicare. E la terza cosa che voglio imparare con te è questo. Dio ha chiesto a Ezechiele di fare che cosa? Va e dice: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Allora Dio dà il privilegio a Ezechiele di predicare alle ossa e di farle rivivere. Posso darti un'altra cosa importante per la tua vita? Non c'è gioia più grande che vedere una persona che si converte attraverso la tua testimonianza. Quella è una gioia immensa. E quando Ezechiele ha visto queste ossa e Dio gli ha detto: va e predica quelle ossa, queste ossa hanno cominciato a aggiustarsi l'una con l'altra, a collegarsi l'una con l'altra, a crescere carne, a crescere capelli, la pelle. Queste persone stavano cominciando a integrarsi di nuovo l'una con l'altra. Allora io e mia moglie abbiamo fatto un'esperienza molto interessante ieri. Due fratelli, no? Non vi dico neanche di quale chiesa, ci hanno invitato a casa loro, ok? E a casa loro c'erano due persone che erano evidentemente possedute da Satana, ok? Da demoni. E la prima cosa che è successa quando io e mia moglie siamo entrati in questa casa, una di queste due persone ha abbassato lo sguardo, ha detto: mi sento male, non posso stare in questa casa. È uscita dalla casa perché non sopportava la presenza dello Spirito Santo che era in noi, prima cosa. L'altra persona, quando io mi sono seduto, ho cominciato a predicare la parola di Dio, aprire la Bibbia, non riusciva più a stare seduta sulla seggiola, si è alzata, è andata in bagno, poi stava per uscire, ma qualcosa è successo nella sua testa, ha piegato le ginocchia, ha cominciato a pregare. E io quando ho pregato gli ho detto: guarda, l'unica cosa che tu puoi fare ora è permettere alla signoria di Cristo di entrare nel tuo cuore. E abbiamo citato un altro versetto della parola di Dio: ha fatto una scelta per il Signore Gesù, e istantaneamente tu hai visto che questa persona si è rialzata, aveva già cambiato completamente aspetto. Questo per dirti cosa? Che la parola di Dio fa vivere, la parola di Dio ha un potere. Hai capito? Non è quello che io dico, ma quello che la parola di Dio dice che fa rivivere le ossa secche. Che rapporto hai con la parola di Dio? Che rapporto hai con la parola di Dio? La parola di Dio fa rivivere le ossa secche, ed è per questo che Dio ha chiesto a Ezechiele: predica quelle ossa e vedrai che cosa succede, ma predica la mia parola.
Quando tu predichi la parola di Dio che ha potere, le vite delle persone cambiano completamente. E noi abbiamo visto la meraviglia, la realtà di una conversione di una persona che era oppressa dal diavolo e che nel giro di pochi secondi ha cambiato il suo destino eterno. Perché? Perché la parola di Dio ha autorità. A volte mi viene da piangere delle volte. Ho visto un filmato qualche settimana fa, una chiesa clandestina cinese. Voi sapete cosa sta succedendo in Cina, no? Stanno distruggendo chiese, uccidendo, seppellendo vivi i pastori, ok? Distruggendo tutta la letteratura cristiana che c'è nel paese. I cristiani prendono una pagina della Bibbia, la leggono insieme nelle cantine, nelle soffitte per non essere trovati, e poi per non farsi trovare questa pagina della Bibbia in tasca la palottolano e poi la mangiano. Ho visto arrivare un carico di Bibbie, un video clandestino ovviamente, un carico di Bibbie in una chiesa clandestina cinese. Le persone piangevano. Quando prendevano in mano queste Bibbie piangevano. Quante Bibbie noi abbiamo in casa? La parola di Dio cambia le vite e i cinesi, oltre che a portarci il coronavirus, che a parte che c'è un punto di domanda, non so se sono stati loro, ci stanno portando una testimonianza, è la chiesa che cresce di più nel mondo, ok? Voi sapevate questo? Milioni si stanno convertendo in Cina, c'è una chiesa in Cina, una chiesa di 1 milione di persone con un pastore. Io non so come lui fa. Io già con 200 sto cominciando a dare i numeri, no? 1 milione di persone. Un giorno hanno trovato, questa è una testimonianza, ok? Un giorno hanno trovato un gruppo di questi credenti, circa 300, riuniti. Le autorità li hanno presi, li hanno cacciati in prigione. Il giorno dopo, sapete che cosa è successo? Gli altri credenti che abitavano vicino sono andati dal pastore a piangere e gli hanno detto: pastore, perché noi non ci hanno preso? Perché loro sono privilegiati e vanno in prigione per la tua parola e noi no? Cosa abbiamo fatto di male? Avete capito? Perché loro prendono la parola di Dio e dicono: Signore, quanto è prezioso quello che noi abbiamo. Ed è per questo che Dio ha chiesto a Ezechiele: vai e parla e predica, profetizza la mia parola alle ossa, perché quello le farà rivivere. Quando tu parli di Dio a qualcuno attraverso la sua parola, nel mondo spirituale si spezzano le catene, la gente rivive, si rimettono a posto le vite, si rimettono in piedi delle persone che sono cadute per terra e non riescono più a rialzarsi. Ma se noi non facciamo questo, cari miei, se non diamo valore a quello che Dio ci dà, noi non possiamo vedere le ossa secche che rivivono. Che valore dai alla parola di Dio? E c'è un ultimo principio che voglio studiare insieme a te. E dice così, versetto 9: non solo profetizza alle ossa, ma Dio dice a Ezechiele: profetizza allo spirito, figlio dell'uomo, e di allo spirito: così parla il Signore Dio. Vieni dai 4 venti, o Dio, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Allora, ti faccio una domanda. Dio avrebbe potuto dire al suo spirito: spirito, soffia e vivi su queste, e fai rivivere queste ossa? Lo poteva fare, sì o no? Perché ha chiesto a Ezechiele di parlare allo spirito e di profetizzare allo spirito? Guarda la potenza di quello che Dio ci sta dicendo qua, ok? Quando io vivo una parola, una vita in armonia con la parola di Dio, Dio mi dice: parla con lo spirito e ordinagli di soffiare su questa nazione. Hai mai fatto una preghiera audace? Ti ricordi che cosa ha fatto Mosè nell'Antico Testamento quando Israele ha peccato? E Dio ha detto a Mosè: Mosè, spostati perché io consumo il tuo popolo, ma di te farò una grande nazione. E Mosè gli ha detto: Signore, calmati, spegni la tua ira, ricordati che tu ci hai fatto uscire, ricordati che il popolo è tuo. Preghiera audace. Che cosa Dio ha fatto? Ha risparmiato il popolo, e il popolo ha goduto della presenza di Dio per altri 40 anni.
Ossia, Mosè ha detto a Dio quello che doveva fare in armonia con il fatto che la gloria sarebbe stata tutta sua. Allora che cosa Dio ci sta dicendo qua? Io vedo degli occhi spalancati, pastore, cosa mi stai dicendo? Che devo ordinare a Dio di fare delle cose? Quando Dio promette una cosa, sta attento a quello che ti dico, quando Dio promette una cosa, tu puoi andare nella presenza di Dio, mostrargli la Bibbia così, ok? E digli, Signore, me l'hai promesso tu, c'è scritto qua, ricordatelo. Secondo te Dio si offende? Quante volte preghiamo così? Dio ha detto a Ezechiele, profetizza lo Spirito e digli di soffiare, perché qua c'è bisogno di vita. Lo leggi con me questa cosa, sì o no? C'è bisogno di vita. Chiedi a Dio di soffiare il suo Spirito su questa nazione, ha bisogno. Ci sono morti, ossa secche, persone che hanno bisogno di vita. Io a volte ricordo, no, alcuni episodi della mia vita che mi fanno collegare la parola di Dio con cose che sono successe, no, nella mia famiglia. Per esempio c'era una volta, mi ricordo tanti anni fa, quando mio figlio era ancora piccolo, avevo promesso a lui un fucile giocattolo per Natale, ok? E arriva Natale, questo fucile giocattolo era passato dalla mia mente, ma dalla mente di mio figlio no, ok? E quindi noi arriviamo vicino alle feste di Natale e vedo che lui comincia a prendere una postura con me, sempre con una faccia sempre arrabbiata. Ho detto, qualcosa sta succedendo qua. Che cosa sta succedendo? E aspetta e prega. Allora a un certo punto ho messo mio figlio sul tavolo seduto, era 2 o 3 anni, una roba così. E dico, Elia, perché sei sempre arrabbiato col papà? Papà, tu mi hai promesso un fucile giocattolo e non me l'hai comprato. Ho detto, ok, hai ragione, perdonami. E quella domenica, mi ricorderò sempre, e io ringrazio Dio per la vita dei cinesi adesso, c'erano i negozi cinesi aperti e indovinate che cosa papà ha fatto? È andato a comprare il fucile giocattolo che aveva promesso al figlio. E il nostro rapporto è tornato in armonia. Mi sono offeso? No. Perché? Perché io ho promesso e io dovevo mantenere. E la parola di Dio che dice che Dio è fedele alla sua parola, è vero o no? E quando io vado nella presenza di Dio e gli dico, Signore, tu hai promesso che farai del bene a questa nazione, adesso ti ricordi di farlo, soffia su questi morti. E Dio ascolta, gente. Tante volte io chiedo una domanda, faccio una domanda scomoda, no? Dico, cosa vuoi per la nostra Italia? Tu. Cosa vuoi per queste ossa secche? Cosa vuoi fare per la salvezza di questo popolo? Allora, 4 principi abbiamo imparato stamattina. Primo, la prima cosa, io devo entrare in una dimensione spirituale. La seconda cosa che devo fare è provare lo shock della verità, lo shock della realtà, ossia non posso fare niente, ma Signore, tu sai che cosa io posso fare. Terza cosa, io devo profetizzare la parola di Dio a chi non la conosce. Quarta cosa, io devo chiedere allo Spirito quello che Lui ha già promesso. Posso dirti una cosa? Per l'Italia ci sono grandi promesse, ok? Ma Dio è in cerca di Ezechiele moderni. Sarai tu? Sarai tu? La situazione è disperata, ma Dio vuole delle persone che possano fare questo. E io voglio pregare per questa Chiesa stamattina, affinché tu possa essere trovato da Dio, perché Lui vuole usarti con potenza e con grazia, ma tu devi essere disponibile a predicare la sua parola, con gli annessi e con i connessi. Come si dice in un proverbio, tu vuoi la tigre come animale domestico,
insieme alla tigre arrivano anche le strisce, ok? Non c'è una tigre bianca, ci sono anche le strisce, ossia la parola di Dio porta la tigre nella tua casa, ma dobbiamo renderci conto che la tigre graffia e a volte la parola di Dio ci deve trasformare con un po' di sofferenza, ma vale la pena. Ezechiele ha fatto questo, la situazione è cambiata, le ossa secche sono diventate vive e lui ha fatto un'esperienza fortissima e profonda con Dio, ok? Qual è l'ossa secco che tu vuoi riparare? Dopo che ti sei risposto, io vorrei pregare insieme a te, ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio, chiedendogli di portarti questa visione del mondo spirituale. Cosa sono venuto a fare in questo mondo, Signore? A pensare alle mie tasche, a pensare al mio tempo libero, al mio divertimento. Grandi uomini di Dio, c'è scritto nella parola, che sono morti vecchi e sazi di giorni. Una vita completa. Perché? Perché hanno vissuto ogni giorno e loro sapevano che dovevano partire per l'eternità. E hanno speso ogni giorno dicendo: Signore, io voglio camminare con te. Se tu vuoi vedere ossa secche rivivere, devi entrare in questa dimensione. Signore Dio, che la tua Chiesa questa mattina possa cominciare a piangere per queste ossa secche e a vedere, Signore, le cose dal tuo punto di vista. E tu stai dicendo al tuo popolo: predica queste ossa secche. E tu stai dicendo a questo popolo: chiedimi e io ti do. Fai soffiare questo spirito. Fai una preghiera audace per il tuo popolo. Noi possiamo fare molto di più, Signore, per te. Ma io ti chiedo, Signore, questa mattina che tu possa trovare degli Ezechiele moderni che possano dire: Signore, eccomi, sono disponibile. E se tu hai sentito che il messaggio questa mattina della parola di Dio era per te, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, io voglio pregare per te. E dove tu sei, io ti chiedo di alzarti affinché il Signore possa usarti per la sua potenza, per la sua gloria. C'è qualcuno che vuole essere un Ezechiele moderno? Alzati nel nome di Gesù. Dio ti benedica lì a sinistra, Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica qua, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Tu vuoi che il Signore ti usi con potenza? Tu vuoi che il Signore ti dica: prega per me in modo audace? Chiesa di Dio, non avere paura, non tenere quella colla spirituale attaccata alla tua seggiola. Se Dio ti sta chiamando e tu non rispondi, guarda che la cosa non funziona. Lascia la tua seggiola se il Signore ti sta chiamando e lascia la tua zavorra ai piedi della croce. Amen. Dio ti benedica. Signore, il nostro Dio, nostro Padre, la tua parola finisce in questo testo dicendo che era un esercito grande, grandissimo. Che tu possa usare, Signore, questo esercito di persone che hanno risposto al tuo appello per combattere la morte e dare la vita.
che, Signore, diventino dei predicatori crescendo nella Tua presenza, che possono cambiare la nostra generazione. Grazie, Signore, per queste vite preziose, e Tu possa adesso benedire il loro ritorno a casa fra poco con la consapevolezza della Tua presenza in loro. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi. E noi continueremo ad adorare il nostro Dio con le nostre decime, con le nostre offerte. Chiedo sempre al Signore, chiedo sempre a tutti di poter entrare nella corsia centrale e di ritornare attraverso le corsie laterali. Ok? Per favore, grazie. Anche se siamo di, siamo un solo corpo in Gesù. Anche se siamo di, siamo un solo corpo in Gesù. Un solo corpo in Gesù. Un solo corpo. Un solo corpo in Gesù, un solo corpo in Gesù. Signore, grazie per la Tua parola, grazie Signore, perché Tu continui a parlare ai nostri cuori, Tu non desisti di noi, Signore, che bello questo. Noi Ti ringraziamo, Signore, per i doni che ci dai, Signore, il privilegio che noi abbiamo anche di offrire, presentare le nostre offerte a Te, Signore. E vogliamo, Signore, che Tu benedica queste offerte che sono state consegnate. Tu possa moltiplicarli, Signore, Tu sai come fare questo. Benedire, moltiplicarli perché possono, Signore, portare a compimento ciò che Tu hai pensato per la Tua Chiesa. Signore, donaci un cuore volenteroso, donaci un cuore desideroso, Signore, di servire Te, di offrire e di presentare le nostre vite e le nostre offerte a Te come un profumo soave, Signore. Tu possa benedire i cuori di tutti quelli che hanno potuto offrire a Te questa mattina, ma possa benedire i cuori anche di quelli che non hanno potuto farlo. Visita la Tua Chiesa, Signore, visita ogni casa qui presente, versi in noi, Signore, la Tua grazia. Noi abbiamo bisogno di Te, in modo che possiamo, Signore, presentare le nostre offerte gradite a Te, di tutto il cuore, Signore, e Tu possa benedirla, in modo che la Tua opera in questo locale, Signore, possa crescere e attraverso questa Chiesa, Signore, possa raggiungere ogni luogo che Tu hai pensato. E lo chiediamo questo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Ok, 2 minuti ancora per un paio di annunci, potete sedervi. Allora, prima cosa è che tutte le nostre attività
settimanali della Chiesa sono ricominciate, perciò giovani, adolescenti, preadolescenti, bambini, patchwork e tutte le altre attività, scuola di musica sono ricominciate, perciò se volete, la Chiesa praticamente tutta la settimana ci sono attività, non mancate di far partecipare o di partecipare personalmente a questo. Seconda cosa che voglio dirvi, molto rapido, come avete visto, io ho mandato il consuntivo finanziario del mese di giugno. Allora, la situazione non posso nascondere che è delicata, ci sono tutti i dettagli sui messaggi che vengono mandati nei gruppi di studio, però vi posso dire una cosa, e questa frase vorrei che ciascuno di noi la potesse registrare nella propria mente: col poco di tutti si fa tanto, Col poco di tutti si fa tanto. Quindi io chiedo veramente che ciascuno di noi possa continuare a essere fedele nelle proprie offerte, nelle proprie decime, perché dobbiamo sostenere l'opera del Signore, Questo è quanto. Non nascondere gli occhi, non nascondere il cuore alle necessità dell'opera di Dio. Ti ricordi che cosa ha fatto Abramo quando ha dato la decima? Dice che lui l'ha data a Melchisedec, che era la figura del Cristo. Quando tu porti decima e offerta, non la porti alla Chiesa, non la porti al pastore, non la porti al tesoriere, la porti al Signore, Questo è fondamentale che noi ricordiamo. L'altra cosa che volevo dirvi è: stiamo sistemando la sala nera, la famelica, fatidica sala nera. L'abbiamo battezzata così e rimarrà nera. Allora, qualcuno ha chiesto: pastore, ma perché nera? Allora, 2 motivi. Primo, è il più semplice e il più immediato da capire. Nera rimane nera per una questione economica. Fare diventare una sala nera, una sala bianca, tu devi dare 8 mani di colore, ti puoi immaginare quanti soldi spendiamo di pittura, Primo. L'altra cosa è che in quella sala nera sarà dedicata a un certo tipo di attività della Chiesa, ossia giovani più, adolescenti, preadolescenti, eccetera, non hanno ancora uno spazio proprio, C'è la sala dei bambini, c'è la sala della musica. Giovani, adolescenti, preadolescenti e giovani più non hanno una sala propria. Allora, quella sala sta per essere organizzata per le loro attività, Perché nera? Perché vogliamo farci dentro una sala, probabilmente i ragazzi stanno parlando di fare una piccola scuola di teatro, Vogliamo farci una sala cinema, una sala per le feste evangelistiche, non feste evangelistiche, Chiaro? Non è che andiamo là a fare discoteca, Invitiamo delle persone, dei ragazzi, dei giovani per fare feste evangelistiche. Non si fa baldoria là dentro, Per la gloria del nostro Signore. Ossia vogliamo farvi vivere delle ossa secche. Chiaro? Questo è quanto. Va bene? Mi raccomando, quando noi facciamo delle scelte c'è dietro una logica. Non facciamo le cose a caso, Quindi siate portatori di buone notizie a tutti quelli che chiedono. Va bene? Preghiamo che il Signore ci possa benedire durante la nostra settimana. Alziamoci in piedi. E parliamo con Dio. Signore, grazie per quello che hai provveduto per noi durante questo culto di lode e adorazione. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice del tuo figliolo Gesù, e chiediamo allo Spirito, soffia dai 4 venti, fa rivivere le ossa, Signore, che sono morte. Quelle consolazioni dello Spirito di Dio ci accompagnino, e su tutta la faccia della terra, per tutti i nostri fratelli, ti chiediamo questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.